Proprio in questi giorni in cui si sta tenendo la COP29 a Baku è fondamentale portare l'attenzione sui cambiamenti climatici. Per questo questa mattina in Palazzo Ferrofini abbiamo ospitato un'associazione, il Fresco del Clima, che ha un'attività innovativa, cioè il fatto di mettere insieme le persone, informarle sui dati scientifici e farle ragionare, lavorare insieme, collaborando e mettendo a disposizione la loro intelligenza collettiva. Ecco, abbiamo avuto ospiti la dottoressa Francine Reuter e il dottor Marco Zen, che ci hanno presentato questo metodo innovativo che vuole aiutare appunto a consapevolizzare, accelerare i processi di consapevolezza anche e soprattutto in aiuto dei piani regionali e comunali che stanno alla base appunto del nostro adattamento e del contrasto dei cambiamenti climatici. La nostra idea è quella di non avere un approccio ideologico ma un approccio concreto e questa buona prassi può dimostrarlo, cioè un approccio concreto che lavora con la gente, con la consapevolezza, con le informazioni, con i dati scientifici, formando e informando le persone per un cambiamento più che mai necessario. L'obiettivo che si propone questo workshop qual è? È quello di accelerare i processi di comprensione riguardo ai cambiamenti climatici rispetto al grande pubblico. Tutti i cambiamenti nella storia dell'umanità sono arrivati dal basso e quindi è necessario che dal basso arrivi questa consapevolezza su dati scientifici dell'IPCC, pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, per poter iniziare ad agire concretamente verso una transizione ecologica efficace e giusta. Il grande pregio di questo strumento è quello di mettere assieme persone anche con diverse storie, con diverse competenze anche e anche gradi di conoscenza rispetto al tema dei cambiamenti climatici. Il gruppo fa sì che la collaborazione aiuti la comprensione di tutti verso appunto l'obiettivo di avere una competenza di base per poi prendere delle decisioni che poi il gruppo riesce a prendere in modo innovativo ed efficace.